Le foreste pluviali tropicali sono gli ambienti terrestri più ricchi di vita. Il sole dei tropici, il clima caldo e costante e le abbondanti piogge offrono le migliori condizioni per lo sviluppo della vita. La gran parte delle specie viventi, molte ancora da scoprire, vive in questi ambienti che ricoprono la fascia equatoriale del nostro pianeta. Gli organismi che vivono nelle foreste tropicali si distinguono per la sorprendente diversità. Qui si incontrano gli animali più grandi e colorati, anche se non mancano i più piccoli e meno appariscenti. Sono senza dubbio gli insetti i dominatori di questi ambienti rigogliosi. Ne esistono milioni di specie diverse, la gran parte ancora da scoprire. Il segreto del loro successo sono le piccole dimensioni e la capacità di volare, che hanno permesso loro di colonizzare ogni angolo del pianeta. Le farfalle sono animali speciali, non solo per la loro bellezza ed eleganza, ma per le quasi 200.000 specie in cui si sono diversificate. Per lungo tempo, gli studiosi si sono chiesti quali fossero i motivi che hanno portato all'evoluzione delle loro splendide colorazioni. Tuttavia, solo recentemente siamo riusciti a comprenderne i diversi significati. Per molte specie, i colori sono una sorta di carta d'identità. Ogni individuo riconosce quelli appartenenti alla propria specie con i quali si può riprodurre e grazie ai colori evita di innamorarsi della farfalla sbagliata. Oltre ai colori, anche l'odore svolge un ruolo determinante nel riconoscimento. Durante i corteggiamenti, ad esempio, i due sessi emanano feromoni che percepiscono con i loro organi olfattivi, le antenne. Le farfalle notturne, dette anche falene, vivono nell'oscurità e non possono riconoscersi utilizzando la colorazione. I maschi delle gigantesche falene cobre asiatiche sono in grado di localizzare una femmina fino a 10 km di distanza. Riescono a percepirne il feromone utilizzando antenne ramificate, estremamente sensibili grazie alla loro ampia superficie. I colori delle farfalle possono avere anche altre funzioni. Molte specie esibiscono colori criptici per non farsi individuare dai predatori. Di solito imitano foglie secche o cortecce per confondersi con l'ambiente circostante. Spesso sono i maschi ad essere più appariscenti. Le loro livree servono a conquistare le femmine, tuttavia sembra che la funzione principale sia quella di segnalare il proprio territorio agli altri individui maschi. Molte farfalle sono velenose e in molti casi la loro colorazione rappresenta un avvertimento rivolto ai predatori e ha lo scopo di scoraggiare chiunque abbia intenzione di assaggiarle. Le specie velenose non sono pericolose per l'uomo. Spesso ostentano colorazioni rosse o gialle, ben distinguibili tra il verde della foresta. Le loro difese chimiche spesso provengono dalle piante di cui si nutrono i bruchi e sono un deterrente contro uccelli, piccoli rettili e altri predatori insettivori. Nella casa delle farfalle di Bordano volano e si riproducono centinaia di farfalle esotiche. Provengono da allevamenti tropicali e ogni settimana ne arrivano circa 1000 allo stadio di crisalide. In Costa Rica si trova il più grande allevamento di farfalle del Centro America, il Bosque Nuevo. È un'azienda leader del settore che, oltre a dare lavoro a diverse famiglie locali, ha avviato un progetto di conservazione che ha l'obiettivo di reintrodurre la foresta in aree compromesse dalle coltivazioni. L'allevamento comincia con la raccolta di farfalle adulte nella foresta.
vengono ospitate all'interno di ampi farfallari in rete, dove sono state posizionate le piante nutrici dei loro bruchi. Il corteggiamento dura qualche minuto. Il maschio si esibisce mostrando la brillante colorazione e rimane sospeso in volo per dimostrare vigore e buona salute, qualità molto apprezzate dalle femmine. L'accoppiamento dura qualche ora, in alcune specie addirittura una settimana, dopodiché la femmina sarà pronta per la deposizione. Le uova vengono deposte sulla pianta nutrice, sulla superficie delle foglie, e impiegano circa una settimana per schiudersi. Vengono prontamente raccolte e disposte in contenitori, a riparo da parassiti e predatori. I bruchi appena nati vengono nutriti con giovani foglie e dopo qualche giorno vengono spostati su piante coltivate all'esterno, protetti da dei sacchi di rete. Dopo circa un mese, il bruco ha raggiunto le sue massime dimensioni e può quindi trasformarsi in farfalla adulta. Produce un filo di seta con il quale fissa la sua parte posteriore alla pianta su cui è cresciuto. Nel giro di poche ore sarà pronto a liberarsi dalle vecchie spoglie per intraprendere la metamorfosi. La trasformazione del bruco avviene in pochi minuti. Con movimenti peristaltici, il bruco si libera dalla vecchia pelle che negli insetti viene chiamata cuticola. Adesso è diventato una crisalide. A questo punto, le crisalidi vengono raccolte e inviate alle butterfly house di tutto il mondo. Dopo 5 giorni di viaggio, le crisalidi arrivano a destinazione e vengono disposte all'interno di speciali incubatrici climatizzate, dove completeranno la metamorfosi, dopodiché verranno liberate all'interno della serra. Durante lo stadio di crisalide avviene la metamorfosi, una trasformazione sorprendente, durante la quale tutti gli organi del bruco vengono dissolti e le cellule sono riorganizzate a formare la farfalla adulta. In pochi secondi l'adulto emerge dalle spoglie della crisalide. All'inizio le ali sono molto piccole, ma si ingrandiscono a vista d'occhio. La farfalla pompa dell'emolinfa all'interno dei canali che percorrono le membrane alari, facendoli distendere. In 5 minuti le ali hanno raggiunto la massima estensione e in poche ore diventeranno rigide e adatte al volo. Circa la metà delle specie tropicali si nutre del nettare dei fiori, mentre l'altra metà predilige la frutta matura. All'interno delle serre, le farfalle possono anche nutrirsi sui bar delle farfalle, postazioni che dispensano pezzetti di frutta e acqua zuccherina. Questo nettare artificiale viene versato in contenitori colorati. All'interno vengono disposte delle biglie di vetro, utili per evitare che le farfalle si imbrattino le ali con il liquido appiccicoso. Le farfalle adulte vivono in media solo una settimana, il tempo necessario alla riproduzione. Per loro, riprodursi velocemente diminuisce la probabilità di incontrare un predatore. Di conseguenza, la loro breve vita rappresenta una strategia premiata dall'evoluzione, perché in natura ciò che conta non è vivere, ciò che conta è riprodursi.